Ciao a tutti, Virus 101 ai comandi, seconda parte del video sulle armi, finalmente in arrivo, quindi eccoci qua, siamo riusciti a mettere mano sull'astronavina e a partire per fare un attimo il video che vi avevo promesso, quindi eccoci qui, ho dovuto fare un viaggetto un po' lungo per riuscire a trovare uno spazioporto che mi consentisse di avere un minimo di setup utilizzabile anche poi ovviamente per dimostrazione all'interno del gioco. E quindi eccoci qua. Quello è stato, diciamo, uno dei motivi che mi ha portato a rallentare l'uscita di questo video. Comunque, bando alle ciance, come diciamo di solito, e iniziamo subito a parlare della seconda parte delle armi. Cosa tratteremo in questo video? Quindi, armi termiche cinetiche, quindi le famose thermal kinetic, e nello specifico Plasma Accelerator e Railgun nella prima parte. Poi armi esplosive, quindi missili, torpedo e mine, e dopo qualche accenno sulle armi che si ottengono in superpower con un po' di informazioni e insomma cosa secondo me è utile andare a cercare di ottenere e cosa invece si può magari tralasciare. Poi ovviamente come al solito tutti i vari setup, non finirò mai di dirlo, dicevo, tutti i vari setup sono estremamente personali, dipendono dal vostro stile di gioco, dalla vostra nave, dal vostro outfit e dai soldini e le guguzze che avete, nonché dalle varie ingegnerizzazioni che potete fare alle armi. Alcune armi avranno delle combo migliori, altre delle combo peggiori, ma magari una combo che per voi non va bene può andare bene per un altro giocatore con nave diversa e magari uno stile di guida diverso, quindi ricordatevi sempre questa cosa qui. Poi ovviamente ci sono dei valori innegabili, quindi se un'arma ha un DPS di 10 rispetto a un'arma che ha un DPS di 3, ovviamente l'arma da 3 farà meno danni perché è un conteggio matematico, quindi insomma lì da lì non si scappa, però anche quei 3 possono essere importanti se vengono assegnati altri effetti, altre cose, quindi insomma questo è un attimo da ricordare in Elite perché le armi possono essere modificate, potete ottenere per esempio dei cannoni con effetti incendiari, effetti corrosivi, potete ottenere armi leggere, armi pesanti, armi che hanno più penetrazione sullo scafo e tante altre cose, insomma dopo ogni ingegnere ha le sue e ci sono tanti vari effetti, dopo infatti vi lascerò anche tra i link un link a tutti i vari effetti che potete caricare sulle varie armi, quindi dopo appunto date un occhietto anche ai link nella descrizione. E chiusi i preamboli, andiamo subito a vedere con cosa andremo a sparare oggi. E questo appunto capitolo che abbiamo dedicato esplicitamente a questa tipologia di armi che dicevo prima, perché? Perché sono armi un po' particolari, richiedono un po' di attenzione per essere utilizzate in quanto insomma non sono tra le armi principali che andrei ad utilizzare io. Sì, di certo ci sono anche Vulture equipaggiati esclusivamente con i Plasma Accelerator, per carità, qui ne vedete uno nella sua versione large che è bello grande e fa anche una discreta quantità di danni. E nessuna di queste armi è stata ingegnerizzata, sono tutte armi stock comunque come potete vedere. E niente, tornando velocemente al discorso, sono tutte armi fixed, quindi tutte le armi thermal kinetic, quindi sia i railgun che i plasma accelerator, che il mine launcher, quindi quello che lancia le mine, il torpedo pylon e i missili, noi in questo caso andremo a vedere i seeker, dopo parleremo perché, e sono tutte a puntamento fisso, quindi finito il discorso su armi, appuntamento fisso, giroscopico o a torretta, e queste armi qui sono tutte a puntamento fisso. E niente, quindi andiamo a vederle un po' alla volta una per una. Allora, il Plasma Accelerator. Andiamo a vedere i suoi dettagli qui sulla destra. Come vedete, questo è un classe 3, rating B, ha una massa di 8 tonnellate, bla bla bla, tutto un altro sacco di dati. Particolarità di questa arma, similarmente al railgun, sono armi che fanno sia danno termico, quindi danneggiano gli scudi o aumentano la temperatura della nave bersaglio, sia fanno danno cinetico, quindi cercano di distruggere lo scafo e i moduli della nave avversaria. Quindi in un'arma racchiudete tutti e due gli effetti principali delle armi del gioco. E sono molto comode appunto perché appunto riescono a colpire sia gli scudi che lo scafo. Ovviamente ce ne saranno alcune che avranno più effetto contro gli scudi, altre che avranno
meno effetto con gli scudi. Allora, vedendo un attimo le differenze principali. Allora, il plasma lancia un proiettile che è lento, quindi ci mette un certo tempo a raggiungere il bersaglio e deve essere mirato davanti all'astronave. Similarmente, tipo i cannoni, i multicannon e i frag cannon ha un comportamento di questo tipo qui. Non ha un raggio molto molto ampio, arriva a 3500 metri in questo caso, potete aumentarlo con un ingegnere, chiusa parentesi. E dicevo, e niente, richiede appunto una mira molto precisa, perché? Perché non è gimballed, quindi dovrete essere molto bravi a mirare l'indicatore di fronte all'astronave a cui state sparando, insomma, al vostro bersaglio che dovete abbattere. Quindi è un'arma difficile da usare, è un'arma potente appunto, ma difficile da usare. Sparerete tanti colpi a vuoto e dovete ricaricarli. Perché? Perché tutte queste armi qui hanno necessità di ricaricare i colpi. I missili ovviamente devono essere ricaricati i missili, i torpedo vanno ricaricate le torpedini, come anche le mine. Il Plasma Accelerator ha i suoi colpi e anche il Railgun. Eccolo qua, che andiamo a vedere nella versione 2B, quindi in una versione medium. In questo caso purtroppo non ne ho trovate altre e non avevo altro tempo da girare per lo spazio in cerca di armi, quindi intanto vediamo il Railgun in versione 2B. La versione medium fa i suoi danni, per carità, ha un range di 3000 metri, quindi 3 km circa. È un'arma che richiede una precarica, come per esempio i multicannon. Premete, aspettate che le canne comincino a ruotare e dopo potete sparare. Il railgun ha bisogno di una certa precarica prima di lanciare il colpo. Mi pare circa un secondo e mezzo, poi dipende dalle varie versioni dell'arma. E eccolo qua. Quindi niente, anche quest'arma è complessa da usare perché mentre il plasma appena sparate spara subito e dopo ha un certo tempo il colpo per raggiungere il bersaglio, quindi appunto dovete sparare di fronte davanti alla nave. Il railgun invece ha un colpo che colpisce istantaneamente, però ha una precarica, quindi dovrete tenere sotto mira la nave per un secondo qualcosa e dopo il colpo partirà a fronte del fatto che tenete premuto il grilletto di fuoco o il bottone di fuoco, quello che sia. Io parlo di grilletto perché ho il joystick, quindi utilizzo questa terminologia qui, punto. E dopo le vedremo in funzione, così capirete un attimo meglio con le armi direttamente in funzione. E per questo, come vi dicevo anche nel video precedente, sono armi particolari, vanno trattate a parte perché? Perché richiedono un'abilità molto alta nel pilotare l'astronave. Perché? Perché dovete mirare e mirare manualmente, non ci sarà un sistema automatico che mirerà per voi in questo caso qui. Quindi scordatevi le armi gimballed, scordatevi le armi a torretta, non esistono plasma accelerator a torretta o gimballed, come neanche i railgun, quindi mano alla cloche o al mouse o al pad o quello che sia e mirate bene i vostri nemici. Se non è proprio il vostro top mirare ai nemici in questa modalità qui, scordatevi queste armi perché non esistono versioni gimballed o turret, quindi punto e a capo. E le altre armi sono quelle esplosive, ovviamente ci sono i missili anche dentro Elite, sono poco usate perché sono armi che non sono molto effettive, non hanno molto effetto, diciamo, se andate in combattimento con navi che sono large, diciamo il missile è abbastanza inutile, perché? Perché gli scudi per esempio di una Anaconda, di un Federal Corvette o di un Cutter sono molto resistenti, gli scudi vanno giù molto difficilmente e quindi i missili insomma servono molto poco. Possono essere comodi contro le navi medium o contro una nave large a cui sono già stati tolti gli scudi. Perché? Perché per esempio i missili comprati in questa versione qua in versione Seeker e li sparate e ve ne dimenticate, ma ricordatevi che basta semplicemente un piccolo point defense per vanificare il 90% dei missili che sparate, quindi o ne sparate tanti o non servono quasi a niente. Gli unici missili invece utili sono quelli cos'è, un Drunk Fire, che sono dei missili particolari che vedremo in un altro modo, in un altro momento, perché un attimo che vado a recuperarmi un dato qui sotto. Dove è andato a finire? Allora, che lo troviamo. Un attimo, lo sto cercando, adesso lo trovo. Eccolo qua. E il Packhound Rack, che è un'arma da super
scusate, da power play, invece spara 4 missili alla volta che hanno pattern casuali, e quella invece è un'arma che a livello di missili che invece potrebbe avere un po' di effetto contro i point defense o le contromisure antimissile che può avere il vostro bersaglio. Quindi chiusa parentesi sull'arma e sulla versione dei missili da power play. E vediamo un'altra cosa sui missili, ve la faccio vedere velocissimamente perché i Seeker Missile non sono gli unici che avete a disposizione. Ce ne sono altri, e precisamente sono quelli, vedete, che sono scritti qui a fianco. Mamma mia, viva l'italiano! Sono quelli che la descrizione la trovate qui a fianco, e vengono definiti dumb fire, quindi fuoco stupido. Non sono molto diversi da una cannonata, cioè un razzo che parte e va dritto, punto, fine. Non cambia niente rispetto a tirare una cannonata, quindi insomma sono molto poco usati, non so neanche perché esistano all'interno di questo gioco. Io sinceramente ho avuto la sfortuna di comprarli un giorno per errore, e ero in conflict zone e sono dovuto scappare brutalmente perché avevo i missili che andavano dritti e non mi servivano praticamente a niente. Quindi i dumb fire io li sconsiglio molto, poi magari ci sarà qualche modifica, qualche potenziamento che può essere comodo e utile nel caso, se avete avuto esperienza con questa tipologia di arma e quindi con i missili dumb fire, magari appunto scrivete sotto. Ogni commento, suggerimento e esperienza di gioco insomma ci aiuta ad arricchire insomma le nostre conoscenze su Elite. Detto questo, torniamo a spiegare un attimo il discorso dei missili. Come vedete io ho preso un 2B Seeker Missile, che sono appunto quelli che possono lanciare i missili a ricerca. Seeker è appunto un missile che va a ricerca termica, quindi questi sono quello che sono questi missili, e questo è quello che fanno. Quindi ricercheranno la traccia termica del vostro bersaglio e cercheranno di ingaggiarlo esplodendogli addosso. Fanno un po' di male, per carità, non sono malaccio, e sono molto comodi per fire and forget, come si suol dire nel campo. Quindi spara e dimentica. Una volta che avete sparato, colpite e tanti cari saluti alla nave che state sparando. Ovviamente può essere che ne servano un po' di più. Come vedete ha un ammo clip size di 6, ne avete 18 dietro, e quindi non ne avrete tantissimi con voi. Quindi fateci molta attenzione, perché ovviamente anche tutte queste armi qui che stiamo vedendo appunto richiedono ricarica alla stazione, o tramite sintesi potete andare a ricostruire un attimo i proiettili. Quindi sono ulteriormente problematiche da gestire in conflict zone. Se state facendo missioni che richiedono l'abbattimento di una grossa quantità di navi, pensateci bene prima di utilizzare queste armi qui. Perché i laser vi basterà utilizzare l'energia della nave per alimentarli, mentre queste armi qui no. L'unica eccezione è dal Plasma Accelerator, che ha un potenziamento specifico, che sono gli Plasma Slug, che vengono rigenerati e ricaricati direttamente dal carburante della nave. Quindi è un potenziamento che vi fa un ingegnere e vi consente vi consente di evitare di andare a comprare i colpi per il Plasma Accelerator, ma potete generarli direttamente dal carburante della nave. E fanno meno danno però, quindi attenzione anche a questa modifica. Detto ciò, sui missili non c'è altro da dire, sui torpedo non c'è molto da dire, perché semplicemente lanciano appunto questo singolo missile. È un po' lento, perché come vedete è un po' lento, lo vedete qui nei dati, però è molto potente, fa parecchi danni, quindi fateci molta attenzione. I torpedo sono tante volte utilizzati con delle specifiche modifiche per poter forare gli scudi e le armature delle navi un po' più grandi, perché ovviamente verranno lanciati contro delle Anaconda, delle Federal Corvette, delle navi lente a girare, dei Type 9, dei Type 7 e cose del genere, e verranno usati per bucare le difese avversarie. L'utilità è questa, il problema è che avete 2 colpi, cioè non ne avete di più. Quindi fateci molta attenzione, 2-3 colpi, poi dipende dal livello del modulo. Quindi appunto molta attenzione con i torpedo, perché non ne avete tanti. Le mine invece, allora guardiamole già montate qua, tac tac, allora vedete sono piccolini infatti questi torpedo. Le mine invece sono un'arma prettamente difensiva. Lanciate le mine nello spazio e qualsiasi inseguitore, nemico o target in rosso che vedete sul radar, se ci passerà vicino
la mina esploderà causandogli dei danni, quindi anche qui sparate e ve ne dimenticate là. E ovviamente nelle conflict zone bisogna fare attenzione, perché? Perché nelle conflict zone avrete tanti bersagli rossi e rischiate di farvi aggredire da tutti quelli che passano dietro di voi. Quindi se entrate in conflict zone, magari bella popolata o in resource extraction site o quello che sia, Hazardous o quello che è, lanciate le mine, queste rischieranno di esplodere e di attirare contro di voi il fuoco di tutto il settore, quindi fateci abbastanza attenzione. Detto questo, insomma, qui come al solito non c'è molto altro da dire sulla parte teorica delle armi. Quindi qui l'abbiamo visto un attimo in generale, e ricordo che questo video è orientato appunto a chi si appresta a iniziare a giocare ad Elite, quindi non è un video assolutamente avanzato, perché ci sarebbe un discorso lungo una giornata sulle armi di Elite, e con tutte le varie modifiche, setup e altre cose, e quindi appunto niente. Vediamo un attimo in generale come funziona il discorso di questa tipologia di armi per chi inizia a giocare. Una tipologia di armi che io sconsiglio all'inizio e sconsiglio anche dopo se non le conoscete molto bene o se non state cercando un particolare tipo di effetto. Sono armi da provare, per cui provatele, compratele, provatele e dopo deciderete voi. Secondo me ci sono armi molto più efficaci, però insomma non fa mai male essere a conoscenza del funzionamento di queste tipologie di armi. Piccola nota sul railgun che mi ero dimenticato di dire prima: railgun spesso utilizzato per distruggere i moduli delle navi avversarie, perché ha un altissimo fattore di penetrazione, riesce a penetrare anche gli scafi più resistenti, quindi se potenziato e di livello opportuno può essere utilizzato proprio per spegnere i moduli della nave, piuttosto che non fare danni allo scafo. Per lo scafo utilizzerete altre cose, ma se sparate 2-3 railgun sui propulsori di un vostro nemico, difficilmente lui poi riuscirà ulteriormente a muoversi. Quindi ecco un buon utilizzo per esempio del railgun. E quindi come vedete adesso abbiamo messo 1 railgun, 2 plasma accelerator sul gruppo di fuoco 1, e seeker missile lo mettiamo, l'abbiamo messo qui, però penso che faremo un'altra cosa. Allora seeker missile lo mettiamo come 1, il torpedo lo mettiamo come 2, anzi mettiamo il mine launcher, spegniamo tutto qui e lasciamo solo il torpedo nel gruppo 3. Il torpedo perché lo vedremo un attimo in fase di fuoco e quindi via là. Ricordatevi sempre, come al solito vi ricordo di andare a comprare i colpi, perché se non li comprate uscirete con le armi che non hanno nessun munizionamento ed è male, quindi vi tocca tornare indietro. Quindi, come vedete qui, armare un torpedo di grado 2 vi costerà 30.000 crediti, sono 15.000 crediti ogni torpedo. Il mine launcher costa poco, quindi non preoccupatevi. E anche il plasma accelerator, 105 colpi, che dopo ovviamente sono utilizzati in base all'ammo clip size, costano 2000 crediti l'uno, quindi anche questa è un'arma costosa. Railgun costa meno, e i seeker missile, insomma 24 per 500, insomma sono i soldi che sono. Quindi come potete vedere sono tutte armi che hanno un costo non solo di acquisto ma anche di manutenzione, perché i colpi costano e ve li dovete gestire. Fortunatamente siamo in un sistema che è in uno stato di guerra e andiamo a vedere una conflict zone velocemente. Andiamo su una conflict zone molto piccolina, e quindi andiamo su una conflict zone low e vediamo un attimo in funzione queste armi. Non pensate che andremo a fare disastri con queste armi, anche perché, come dicevo, sono difficili da utilizzare, richiedono molta mira e non va bene. Non va bene, non va bene. Quindi le conflict zone sono un po' complesse da utilizzare. Diciamo che principalmente tenendo sempre dei laser, dei buoni multicannon, potete integrare magari uno slot che è vuoto con una di queste armi qua, per intanto provare a vedere un attimo come funzionano, come si comportano. Per molti versi le vedo molto armi più da PvP che non da conflict zone, perché dopo ovviamente ogni arma ha i suoi pro e i suoi contro. Quindi intanto cominciamo a muoverci verso la conflict zone, la prima che troviamo, e lasciamo un attimo la nave andare avanti. Eccoci qua, scusate un attimo, ho dovuto aggiustare un attimo la cuffia, ne ho approfittato anche per bere un goccio d'acqua, che non fa mai male. Allora, sì, siamo in solo play perché non ho voglia di scontrarmi con altri giocatori, anche perché stiamo facendo un video dimostrativo, quindi
evitiamo di fare brutte figure, sì, perché in combat non sono molto, non ho, diciamo, questo grado di conoscenza di combat così elevato in PvP. Raramente mi è capitato di trovarmi in PvP, e, a parte che non ho neanche le navi equipaggiate per il PvP, quindi ho preferito darmela a gambe in quelle situazioni là. E ci sono piloti che sono comunque decisamente molto più esperti di me nelle aree di PvP, quindi nel caso dovesse essere, potete anche domandare a loro. E alcuni sono anche da noi in canale, vanno in PvP, Conflict Zone costantemente, quindi nessun problema, insomma, se vi servono ulteriori informazioni abbiamo anche altri piloti che sono decisamente più avvezzi di noi qui al comandi e ora. Come vedete entriamo adesso qua su una bella conflict zone, un sacco di gente che si spara, sinceramente non so che fazione scegliere, andiamo a fare un controllo veloce dello status delle fazioni in guerra. Allora ce n'è una vabbè, andiamo a fare Union 32 MU Serpentis Labor, vediamo un attimo questa fazione com'è. Quindi questi qua. Appena scegliamo la fazione, come vedete, si colora tutto di verde o di rosso. Quanto rosso c'è? C'è tanto rosso qua in zona. Beh, dai, sono abbastanza bilanciato, no. Andiamo a prendere un bersaglio che... Questo è un System Defense Fighter, quindi vuol dire che c'è anche qualche nave grossa qua intorno. No? Ok, va bene. Abbiamo un Asp Dangerous, che comunque è amico nostro. Allora, vediamo quest'altro Asp invece. Questo è un Expert. Lawless. Vediamo di trovare un bersaglio. Eccoci, eccolo qua, che ci può aiutare meglio. Qua, eccolo qui, questo vedete è l'OL Point Defense che parte. Allora, cominciamo con il re... c'è qualcuno che ci sta sparando. Sono in due che ci stanno sparando. No, scusate un attimo. Per fortuna che è una conflict zone low questa. Allora, eccolo qua. Allora, piccolo trucchetto, se la conflict zone si scalda troppo, uscite e rientrate. Intanto ne approfittiamo per ricaricare anche un po' gli scudi. Ok, l'abbiamo ancora targettata e adesso ci rientriamo, così rigeneriamo l'area e andiamo a vedere. E sì, sto uscendo perché volevo proprio farvi vedere un attimo le armi in funzione, ma uh, siamo proprio vicini alla conflict zone. Sa che dovrò fare un attimo una manovra un po' più ampia per potermici riallineare. Niente, dicevo, adesso sono uscito perché c'era davvero troppo casino dentro quella conflict zone e non ho una nave che mi consente di reggere molto lì, anche perché non ho fatto determinate ingegnerizzazioni, quindi ci riproviamo. Allora, vediamo con loro. Allora, prendiamo questo fighter. Ok, questo fighter se n'è andato. Vulture, un altro fighter. Oh, perfetto, perfetto, perfetto. Adesso troviamo un Eagle che ci può aiutare nel... Ecco qua. Allora, adesso andiamo a provare il Railgun. Adesso vedrete un attimo il tempo di caricamento. Vediamo se riusciamo a mirarlo. Eccolo qua, l'abbiamo anche preso. Avete visto i danni che gli ha fatto, quindi inizio a sparare. Eccolo qua e l'abbiamo preso anche col secondo colpo. Ho dovuto mirare completamente manualmente il mio bersaglio perché se no non l'avrei mai colpito col fuoco automatico. Ok, allora adesso vediamo anche un ASP. Su questo andiamo a scaricare un colpo di Plasma Accelerator. Come vedete abbiamo 105 colpi come indicato prima. Ok, adesso non posso mirarlo dritto dritto. Devo mirare quel cerchioletto arancione che vedete là. Ecco qua. Il colpo è diretto, non ha bisogno di tempi di ricarica. Gliene spariamo un altro. Eccolo qua. E questo l'abbiamo sparato a vuoto. Vedete, l'abbiamo mancato.
Ok, ah, devo ricaricare un attimo. Ah, mi ero dimenticato di dare potenza alle armi. Ecco qua. Come potete vedere, dovete fare proprio i bravi a mirare manualmente il vostro bersaglio, altrimenti sta cippa che lo colpite. Adesso vediamo chi è entrato nel sistema. Questo è un attimo come avete visto appena adesso, il funzionamento di Railgun e di proprio dei Plasma Accelerator. Ok, questo l'hanno già distrutto sotto i nostri occhi. Vediamo di trovare un altro bersaglio ingaggiabile. Ok, allora questo è già in combattimento. Ridiamo un po' di potenza ai motori. No, 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 tranquilli ancora qui. Che ogni tanto la traccia termica scompare. Eccolo qua. Eccolo qua. Come vedete adesso li stiamo danneggiando abbastanza gli scudi. Cioè, scusate, i moduli interni. Eccolo lì. Adesso volevo tirargli giù un attimo gli scudi prima di procedere oltre. Come vedete, io adesso non sto sparando niente perché sto proprio aspettando. Ecco, mancato. Perché sto proprio aspettando il momento in cui lanciamo giù 2 o 3 mine. Selezioniamo, aspettiamo che i missili prendano la traccia, se abbiamo selezionati. Quindi dovete anche aspettare che il missile venga loccato e spariamo il missile. Il missile andrà automaticamente al bersaglio. Gliene spariamo 1, 2, 3. Cioè, come vedete i missili non fanno praticamente molti danni. Il torpedo li risparmiamo per dopo. Eccoci qua. Questo è un deadly, quindi deve essere anche abbastanza duro come scafo. Eccolo qui. Adesso vediamo un altro Plasma Accelerator se riusciamo a colpirlo. In distanza è molto difficile che colpiate con i plasma, quindi insomma sappiatelo. Servono per di più da vicino. Ok, lanciamogli un altro paio di missili, visto che ci siamo. Con quello che costano, secondo me dovrebbero fare un peletto di danni in più. Potevo tirargliene anche magari un altro. E via. Spara e dimentica. Questo dovrebbe essere il colpo definitivo se va a segno. Eccolo là. No, neanche. Pensate un po'. Al 6% con un missile non siamo riusciti ad abbatterlo, quindi insomma potete capire un attimo la frustrazione. Adesso vediamo se troviamo una nave un po' più grandicella, magari se è ancora vivo quel Python di prima. Vulture, Asp, Tape, sì, Viper, no. Vabbè, allora. Intanto diamo un po' di potenza di qua. Ecco qua. Magari lui no. Mm. Ah, è impossibile testare un torpedo su un Vulture. Prendiamo. Ok. Prendiamo. Intanto tiriamogli un altro paio di missili. Ok. Guardate adesso il torpedo. Pam! Eccolo là. Come vedete gli abbiamo fatto un po' di danni, ma non tantissimi. È andato anche out of range, quindi scordiamocelo. E questo un attimo intanto quello che è. Per il mine launcher andiamo a vederlo da fuori dalla nave. Allora, qua andiamo a vederlo fuori dalla nave. E I? F. Eccolo lì. Diamo un bel colpetto, come vedete, mina lanciata e un'altra mina lanciata. Se noi adesso ci spostiamo da qui, ok, queste mine rimarranno in posizione a colpire tutti quelli che ci
inseguono. Allora, dove sono utili le mine? Per i trasporti, se state facendo mining o altre o cose similari. Perché? Perché scappate e i vostri inseguitori dovranno scontrarsi con le mine che vi lasciate dietro. Quindi la comodità delle mine è appunto quella. Insomma, sono un'arma, come dicevamo anche già in precedenza, prettamente difensiva e non preoccupatevici troppo. Servono appunto per chi fa mining e similari. E appunto perché se venite attaccati, tipo coi trasporti o altre cose, è un po' complesso riuscire a gestire un attacco, quindi ovviamente dovete scappare e vi lasciate alle vostre spalle un po' di mine che rallenteranno i vostri avversari, e il che non è male, a volte vi salva la coda della nave. Perché? Perché ovviamente tenteranno di spararvi ai motori se scappate, quindi questo è un attimo una piccola precisazione. E adesso abbiamo finito un attimo con la parte proprio operativa, quindi andiamo a rientrare alla stazione, visto che ci siamo. Siamo anche belli vicini, questa conflict zone è proprio bella bella vicina allo Stardock. Sono cose che ci piacciono, chi ha le Anaconda sa benissimo di cosa sto parlando. Arrivi, spari a tutto, prendi le missioni, distruggi quello che devi distruggere, torni indietro, ti prendi i crediti, recuperi, ripari, riarmi la nave e si ritorna. Quindi insomma conflict zone un po' così, quindi piccolo accenno a questo discorso delle conflict zone. Appena andiamo ad atterrare, dopo andiamo a vedere un attimo un piccolo appunto sul discorso delle armi da power play, che è appunto l'ultima parte, la terza parte del video. Quindi prima parte teorica su armi termiche, cinetiche, esplosive, seconda parte effettivamente operativa con le armi utilizzate e in funzione, quindi avete già visto anche un po' i danni che fanno, come vengono utilizzate e come vanno utilizzate e tutti i problemi relativi all'utilizzo di queste armi qui. E terza parte dedicata un attimo a un piccolo discorso sulle armi da power play e un paio di informazioni su una pagina web che ho trovato online, che è molto comoda, sugli ingegneri, sugli effetti che poi potete aggiungere alle armi. Quindi questo un attimo appunto per riepilogare, intanto che ci avviciniamo allo starport di destinazione. Quindi qua andiamo a fare request docking. Sì, ho una piccola taglia sulla testa dovuta a una missione che ho fatto in precedenza, quindi intanto quella ce la teniamo là e via. E via, e via, e via. Adesso andiamo ad attraccare, pad 41 già assegnato. Dai, ecco qui. Ecco qui. A livello di combattimento, piccola considerazione mia personale, visto che sto guidando il Python, sì, non è malaccio, ci ha dato la possibilità di divertirci un pochettino, quindi sì, non è che non l'ho mai portato in combattimento, ma è una nave su cui non investirei un credito per andare a fare combattimento. Perché? Ha dei buoni scudi, ha uno scafo molto pesante, quindi resiste molto bene, però insomma diciamo c'è di meglio per andare a fare combattimento. Quindi è una nave un po' intermedia che vi servirà per fare i soldi per andare a comprare l'Anaconda, perché alla fine è quella la nave su cui puntare, secondo me. Ho fatto un po' di colti, un po' di considerazioni ultimamente, quindi parlando così infranos, fate i soldi per andare a comprarvi un'Anaconda, magari non completamente in outfit già a grade e tutto il resto, ma che vi consenta di fare alle conflict zone di livello low e dopo da lì vedrete che i soldini cominciano ad arrivare. Non spendete troppi soldi sul Python, utilizzatelo, anzi per fare tutte le missioni che vi capitano sotto mano di trasporto o similari, per poter appunto poi riuscire ad andare a comprarvi l'Anaconda. Strano ma vero, io ultimamente in molti contesti mi sono ritrovato ad utilizzare un Sidewinder per riuscire a completare delle missioni per poter guadagnare un po' di cucuzza. Come potete aver visto dall'ultimo video, ho dedicato un po' di tempo al farming di un po' di soldi, quindi sono riuscito a raggiungere i 520 milioni, cifra che si avvicina più o meno al target di spese di un'Anaconda completamente, cioè con un outfit decente, quindi un attimo così per concludere il discorso. E cosa dicevamo? Sì, adesso visto che siamo qui, andiamo a recuperare i nostri crediti, quindi andiamo a prendere i nostri bei combat bond, abbiamo fatto 59.000, quindi cioè, non vale neanche il tempo perso. Perché? Perché abbiamo anche sparato dei colpi
e dobbiamo andare a ricomprarli. Ah, mi ha già fatto il restock, oddio, non mi ricordo neanche se l'ho fatto io prima in automatico. Ah, sì, l'ho fatto io prima in automatico. Faccio talmente tanto velocemente che non mi rendo neanche conto di farle. Comunque, questo è quanto. Allora, queste tutte le armi stock che avete a disposizione le abbiamo viste con questo video, quindi altro non c'è molto da dire. Quindi torpedo, i mine launcher, plasma accelerator, railgun e i seeker missile. Quindi questo va a completare la parte iniziale delle armi, perché le armi si inizia comprando le stock e si finisce modificandole dagli ingegneri. Ricordatevi sempre questa cosa, un'arma non modificata dagli ingegneri raramente è veramente molto efficace, quindi sì, pensateci. Ovviamente non perdeteci troppo tempo, io sconsiglio a tutti i giocatori che iniziano a giocare di andare subito dagli ingegneri e focalizzatevi sul guadagno, sul mero credito, quindi fate su tutte le cucuzze che potete fare, quindi guadagnatevi tutti i soldi che potete guadagnare per andare su velocemente con le navi. Ma magari un giorno ne parleremo su un video separato, quindi quale è secondo me, perché ovviamente è sempre un mio parere personale, un buon modo per affrontare questo gioco. Perché? Perché se no rischiate di perdere un fracasso di tempo come purtroppo è già successo a me e senza ottenere risultati decenti, perché purtroppo in questo gioco ci si può perdere e perdersi vuol dire perdere un sacco di tempo e arrivare anche al discorso di dire no, basta, non ne posso più. Quindi e magari appunto come dicevo ne riparleremo in un altro video. Adesso andiamo velocemente su una pagina web, invece eccoci qui, un attimo che mi sposto anch'io, andiamo qui sulla pagina web, sempre se il gioco qua, no, computer, dai computer, eccoci qua, perfetto. Adesso sulla pagina web abbiamo di nuovo la wiki aperta, ma questa volta su una pagina differente. Questa pagina, no, scusate, questa è sempre la pagina anche dell'altro video, scusate, ho sbagliato tab. Pagina differente che vi dicevo prima, e questa pagina che cos'è? È molto comoda perché per ogni arma, ok, vi dice tutti gli effetti con cui potete potenziarla, un effetto alla volta per arma, e ricordatevi questa cosa. Quindi prendiamo per esempio i plasma, come vi dicevo prima, hanno quello secondo me è un must have, il plasma slug, se vi interessano i plasma accelerator. Perché? Perché dice che è un potenziamento sperimentale che consente alle slug, quindi diciamo alle cartucce, alle munizioni del Plasma Accelerator, di essere generate direttamente dal carburante della nave, ovviamente al costo di un po' di danno in meno, quindi sappiatelo. E utilizza draws fuel for each, ok, per ogni 5 colpi utilizza carburante, quindi dopo bisognerà vedere anche a livello di consumi quanto vi porta via. Diciamo che se state facendo combattimento non è un grosso problema, anzi evitare di dover andare a comprare i colpi vi consentirà di stare più tempo nelle conflict zone per portare avanti le vostre missioni, quindi questo è un attimo una cosa molto comoda. Questo unitamente ad un'altra cosa, ecco, iniziamo a vedere un attimo le combo, al Plasma Accelerator avanzato da Powerplay. Perché il Plasma Accelerator avanzato da Powerplay è capace di sparare a un fire rate maggiore, ok, ma fa un po' meno danno, quindi perderete danno perché avete un fire rate più alto, perdete danno perché avete i colpi automaticamente generati, ma avete i colpi automaticamente generati e avete un fire rate più elevato, quindi è un potenziamento assolutamente da provare. Vedremo se un giorno riuscirò a completare il Power Play per Denton Patreus, come dicono qui, e ottenere quest'arma da poter testare con questo potenziamento. Quindi secondo me questa è una cosa molto comoda. Altra cosa molto comoda nelle armi da Power Play, torniamo un attimo sui missili. Explosive, eccolo qua, Missile Rack, il Pack Hound Rack, quello che vi accennavo prima. Il Pack Hound Rack perché? Perché spara dei Medium Seeker Missile in una salva di 4 missili, scusate, 4 missili per salva che sparate, quindi è molto comodo, quindi invece di sparare un unico missile ne sparate 4 alla volta che vanno su hanno delle traiettorie di ingaggio, quindi delle rotte che seguono che sono casuali, non per nulla si chiamano drunken, imbriaghi come diciamo noi, e
e se ne vanno poi sul bersaglio cercando di evitare point defense e altre cose, insomma dopo sarà a voi provarli e decidere un attimo come poi equipaggiarli. E questo per introdurre un attimo il discorso delle armi da power play. Il power play che cos'è? Vi affiliate a una determinata fazione e cominciate a completare missioni per questa fazione. Ogni missione che fate vi darà dei crediti e non potete farne troppi perché ci sarà un level cap per i crediti, quindi ogni tot tempo potete fare un tot di crediti. Raggiunto quel livello massimo non potete più farne fino alle 2 ore successive, mi pare circa. E questi crediti vi consentiranno di sbloccare una certa sorta di reputazione all'interno della fazione. Più andate su col rank di reputazione con la fazione per cui state facendo power play, più la fazione vi sbloccherà cose, vi sbloccherà dei crediti, quindi ogni settimana potete recuperare dei crediti che vanno dai 5.000 ai 50 milioni e potete recuperare che cosa? Potete comprare appunto queste armi speciali, perché per questo vengono definite armi da power play. Queste armi speciali hanno degli effetti speciali, giù via l'antivirus, e queste armi speciali hanno degli effetti speciali che appunto, come abbiamo visto per il plasma accelerator, per i missili e per altre armi, hanno appunto delle differenze dalle armi stock. Sono utili? Non sbilanciano il gioco le armi da power play, quindi anche qui non intestarditevi a fare il power play all'inizio, fatelo dopo che avete già fatto e completato le vostre navi per aumentare la diversità insomma delle armi che potete fare, insomma, è una cosa che c'è in gioco, potete farlo, è simpatico fare anche queste missioni, quindi ci sono varie metodologie per affrontarle, c'è chi le affronta subito, chi le affronta invece solo nell'ultima settimana e chi invece ha bisogno di tenere la reputazione elevata per 8 settimane per poter accedere a queste cose. Insomma, Power Play è complesso, va gestito con calma e con un'oculatezza e con cognizione di causa. Quindi fateci molta attenzione, rischiate se no di perdere un sacco di tempo per ottenere queste armi speciali che non sono così potenti come si potrebbe immaginare, non cambiano molto l'esperienza in gioco, ma vi hanno fatto perdere un mese di tempo che potevate invece investire nel fare soldi per comprarvi i moduli o una astronave più potente. Quindi questo è un mio consiglio personale riguardo appunto le armi da power play. E detto ciò, insomma, abbiamo visto insomma quello che volevamo vedere, quindi appunto tutti gli effetti aggiuntivi che potete aggiungere alle armi stock e anche a quelle da power play, attenzione, un po' un accenno sulle armi da power play e quindi qui andiamo a completare questo video, secondo video sulle armi in cui abbiamo completato e visto poi tutte le armi che sono presenti in Elite. Quindi adesso starà a voi decidere quali armi usare, come utilizzarle, con che setup, con che configurazione impostarle sulle varie navi che avete e consiglio mio provatele, tanto quelle di livello base non vi costano più di tanto, magari vi prendete una nave medio piccola, andate, sparate a destra e a sinistra, provate a vedere che effetti hanno, tempi di ricarica, quanto danno fanno, se possono essere utili per voi, per il vostro stile di guida e dopo appunto decidete quali e cosa portare avanti. E come poi procedere sul progresso all'interno del gioco, eccetera, eccetera, magari come dicevo prima, ne parleremo in un secondo video. E quindi questo va a concludere tutto il discorso che è il topic che volevo coprire e una piccola anticipazione più avanti, quindi appunto cosa faremo in futuro, la taxi ship, quindi utilizzeremo un Diamondback Explorer per navigare la galassia. Volevo fare un potenziamento, visto che al massimo può arrivare fino a un 60 light years di jump range, che è tanto, è tanto, è tanto. Quindi dai, una nave piccola, costa poco, vi aiuterà a spostarvi velocemente nella galassia. Quindi prima piccola anticipazione. Poi appunto potrebbe essere che vado a pubblicare anche un video su
un secondo me su come progredire all'interno del gioco, dall'inizio fino ad arrivare a un buon livello. E dopo, visto che sto puntando all'Anaconda, andremo a vedere un attimo un'Anaconda. Nave grossa, imponente, molto utile, molto più utile anche di una Federal Corvette o di altre navi large che si possono trovare all'interno del gioco. Diciamo che è la nave a cui aspirare, a cui puntare. Perché? Perché vi consente di fare un po' di tutto. Ha un buon jump range, un ottimo armamento, un ottimo scafo, degli scudi belli potenti e ne vale proprio la pena. Costa tanto, però, costa tanto, è una nave large e non può tirare sugli outpost. Quindi questo va detto. E detto ciò, appunto, chiudiamo qui. Ragazzi, grazie a tutti, grazie per la pazienza che avete avuto nel seguire il video. Ringrazio come al solito tutti i ragazzi del gruppo, finalmente ci siamo dati un nome, noi siamo la Fibonacci Corp, ci trovate nel caso su Discord oppure domandate pure sotto nei commenti. Vi gireremo i vari recapiti dove poterci trovare online se volete farci delle domande in tempo reale, insomma, lì ci trovate così. E basta. Basta, basta, basta. Chiudiamo qui. La parlantina è ora che si fermi, quindi grazie a tutti, buon proseguimento all'interno del gioco e, come diciamo nelle zone nostre, se vedemo online. Ciao a tutti, Virus 101, Transmission out.